Vanno per la settima e conclusiva una prova di categoria GF per soggetti anziani, corsa che chiude la serata. Prova apertissima con quota in favore di Armando Ido e Antonio Scarano, giocato, quota in discesa. L'una Killer Rock, 2 Colonna Cass, 3 Argentina Lux, 4 Ushuaia De Ariel, 5 Beyoncé Jet, 6 Carat of West in seconda fila, 7 Becky Black Dante, 8 Vasterbo Sky High, 9 Zuvetie CCSM, 10 Armando Ido, 11 Zitrunas. Autostart che prende velocità. Partiti. Con veloce Argentina Lux e Ushuaia De Ariel che lottano al largo dei 2 Beyoncé Jet. Argentina Lux al comando, Beyoncé che prova a proporsi mentre c'è stato un agganciamento molto brutto dietro. Killer Rock squalificato. E rimangono in piedi per fortuna, così Argentina Lux al comando e Beyoncé Jet che passa. CCSM squalificato. E così all'avanguardia Beyoncé Jet su Argentina Lux, terza posizione per Colonna Cass che precede Ushuaia De Ariel, quindi Armando Ido che segue in quinta posizione precedendo Becky Black Dante, mentre la mossa esterna è quella di Vasterbo Sky High che trova però sulla sua strada l'anticipo da parte di Armando Ido. 29-2 il primo quarto e 45-3 per i 600 metri di corsa. Sotto alle tribune Beyoncé Jet all'avanguardia, seguita nelle mosse da Argentina Lux. Armando Ido che inizia la sua progressione allo scoperto. Si porta ai lati di Argentina Lux e prova a proiettarsi su Beyoncé Jet, la quale ha fatto 1 minuto i primi 8 al comando. Non prende del tutto in mano Onofrio Tortorici che vuol far pesare la risalita agli avversari. Il primo chilometro se ne va in 1:15,5 con Beyoncé all'avanguardia. Argentina nella sua scia, Armando Ido proteso di fuori, poi Colonna Cass chiusa in corda, cerca di venire in mezzo alla pista Vasterbo Sky High, aggirando Armando Ido che a 500 dal palo dice basta. Beyoncé Jet al comando, nella sua scia è sempre Argentina Lux, questi due che comandano la corsa anche dal punto di vista tattico. Muove dalla terza posizione Colonna Cass che trova l'aria e viene al largo. Beyoncé che ora deve allungare a 200 metri dal palo. Beyoncé Jet in vantaggio, Colonna Cass che prova ad arrivare al largo, va di dentro Argentina Lux, Beyoncé che è ancora in vantaggio, arriva Colonna Cass che passa nei confronti di Beyoncé Jet. Colonna Cass e Luigi Veneruso vengono a vincere a grossa quota. Al secondo Argentina Lux, al terzo posto finisce Beyoncé Jet. 36 a chiudere, 1:15,3 il ragguaglio cronometrico. Per la vittoria di Colonna Cass, Luigi Veneruso, per Antonio Finetti, i colori di Simone Veneruso, il giallo della giuria che mette tutto in dubbio. La vittoria sul traguardo è per Colonna Cass e Luigi Veneruso che portano a casa la vittoria su Argentina Lux Beyoncé Jet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o interventi, eccoli qua, della giuria.